Andiamo ora in Veneto, dove l'emergenza sta causando danni pesantissimi all'economia, in particolare al settore turistico e alberghiero. Ci colleghiamo, la vedete, con Giuseppina Testoni da Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova. A te, Giuseppina. Eccoci, buonasera. È proprio così. In Veneto l'emergenza coronavirus ormai è diventata una grandissima emergenza anche economica. Qui siamo in un agriturismo in compagnia di Leonardo Granata, che è presidente di Agrituris Veneto, che fa capo a Confagricoltura. Un agriturismo che purtroppo è completamente vuoto come tanti in questa zona in questi giorni. Sì, certo, come potete vedere anche intorno a voi, un venerdì sera un agriturismo importante come questo, ma come tanti sono della nostra area del Veneto, è del tutto privo di ospiti. Ci è capitata a Fracoppo e Collo questa situazione del tutto inattesa, cogliendoci alla sprovvista, anche perché le nostre aziende sono aziende sane, con prodotti di qualità, dove riusciamo a ottenere anche dei buoni risultati in termini di apprezzamento delle strutture. Quante disdette ci sono state in media? Ma guardi, in una settimana, posso citarle anche questo caso specifico dove ci troviamo oggi, dal sabato alla domenica hanno disdetto tutto praticamente. E la titolare prima ci spiegava che hanno disdetto con motivazione emergenza coronavirus, cioè le persone hanno telefonato dicendo non veniamo più perché qui c'è il coronavirus. Esattamente, in più la questione si fa ancora più pesante, ancora più grave, perché cominciano ad aggiungere disdette per quanto riguarda il periodo pasquale, che ormai è alle porte, e quindi anche per chi ha l'ospitalità come questa struttura si vede disdette le camere, oltre al fatto che questa è anche una struttura che ha agricampeggio e fattoria didattica, quindi le scolaresche che vengono qui in azienda disdettano la presenza. E poi c'è il caso di Voioganeo, ricordiamo il paese epicentro del virus, ma anche un'importante realtà agricola che sta veramente andando a fondo. Il caso di Voioganeo è particolarmente significativo perché non riguarda solamente direttamente le aziende agricole e vitivinicole in particolare, ma è anche un polo molto importante per quanto riguarda tutta l'area. Pensiamo alla cantina sociale di Voioganeo, pensiamo al consorzio Vinidoc, pensiamo a tutto l'indotto e alle aziende che lavorano per il vitivinicolo come tipografie, come aziende che producono per la viticoltura, ed è tutto un settore che in questo momento è bloccato. Una situazione davvero drammatica quella che ci state raccontando in questi giorni. Allora dal Veneto è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Giuseppina Testoni. Notizia di poco